Buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di Camillo Benso, conte di Cavour. È una delle grandi figure del Risorgimento italiano, nonché considerato uno dei padri della patria italiana. Ci collochiamo evidentemente nel capitolo del Risorgimento. Era appena scoppiata la prima guerra d'indipendenza, quella del 48-49. Il Piemonte si stava ancora leccando le ferite, sconfitto prima a Custoza, poi a Novara, e in questi anni emerge un nuovo protagonista politico, appunto il nostro Camillo Benso, conte di Cavour. Andiamo per gradi. Camillo Benso nacque a Torino nel 1810. In quel momento Torino era ancora una città napoleonica, lo sarebbe rimasto per 4 anni. La madre era di origine svizzera, da Ginevra, apparteneva a una famiglia aristocratica calvinista, mentre il padre, Michele, personaggio che fece carriera proprio nella Torino napoleonica, che assunse posizioni politiche prestigiose in quel momento, era un proprietario terriero, aristocratico, un Cavour. Ecco, Michele Benso, conte di Cavour, il padre, aveva 2 figli, Gustavo, il primogenito, e poi anche il nostro Camillo, figlio secondogenito. Ora, i figli secondogeniti, cioè i figli cadetti, secondo, terzo, quartogeniti, i figli cadetti, avevano questo problema, che non potevano ereditare le terre dal padre, perché nelle famiglie aristocratiche i possessi venivano tramandati solo al primogenito, perché se no ad ogni nuova eredità di generazione in generazione la proprietà si sarebbe frammentata tra tanti figli e di conseguenza dopo 3, 4, 5 passaggi l'eredità non contava più nulla. Per cui se una famiglia aristocratica voleva rimanere in possesso della base della propria ricchezza, doveva evitare di parcellizzarla di passaggio ereditario in passaggio ereditario. Per cui i figli primogeniti ereditavano tutto, i figli cadetti, secondo, terzo, quartogeniti, in genere dovevano guardare altrove. Camillo aveva 2 possibilità, o la caserma o il seminario. Il seminario non faceva per lui, optò per la caserma e intraprese la carriera militare. Venne inquadrato nell'esercito piemontese, evidentemente, e più in particolare nel reparto del Genio. Il Genio militare è quella sezione dell'esercito che si occupa di attività di stampo ingegneristico, a supporto dell'attività bellica, evidentemente. Non lo so, costruire ponti, scavare gallerie, erigere baluardi difensivi e così via. Ecco, non durò molto però, a dire il vero, la carriera militare di Camillo, perché innanzitutto non aveva il carattere, aveva un'indole più intellettuale che non militaresca, e dopo, dire il vero, non aveva neanche le idee giuste. Maturò ben presto idee di tipo liberale e allo scoppio dei moti del 30 e 31, che non coinvolsero il Piemonte ma che misero anche il Piemonte in allerta, Camillo, che non nascose le sue simpatie per i liberali, venne radiato dall'esercito. È chiaro che in qualche modo doveva pur vivere Cavour, e quindi il padre e il fratello decidono di cedergli e di affidargli alcuni importanti possedimenti agricoli a Leri, nel Vercellese, lo vedete qui sulla cartina. Si trattava di terre piuttosto ampie, 900 ettari. 900 ettari sono più o meno 1200 campi da calcio, per cui parliamo di una tenuta importante, che la famiglia Cavour poté ottenere in modo piuttosto fortunoso, tutto sommato. Si trattava di terre requisite con la forza alla Chiesa durante il periodo napoleonico, poi messe sul mercato e finite nelle mani dell'aristocrazia. Un vero e proprio passaggio di proprietà dalla Chiesa all'aristocrazia, facendo la fortuna economica dell'esercito napoleonico, che poi riutilizzò quei soldi per proseguire la campagna militare e quant'altro.
Ecco, Camillo possiamo dire che trovò qui la sua vera vocazione, cioè poté finalmente dare dimostrazione del proprio spessore, dei propri talenti, perché quella tenuta di Leri che egli ricevette era una delle tante tenute, come dire, coltivatala bene in meglio. Ecco, Cavour seppe trasformare quella tenuta tutto sommato mediocre in una azienda agricola d'avanguardia, introducendo tecniche produttive che fino ad allora non si erano viste in Piemonte e nei dintorni. Per esempio la canalizzazione dei campi o per esempio l'utilizzazione di un nuovo tipo di concime più fertile, il guano, un concime a base di escrementi d'uccello e qualcosa del genere. Insomma, Cavour dimostrò subito la propria indole, un'indole come dire, manageriale dotata di grandi capacità amministrative e seppe rendere non solo fertile ma anche redditizia quel grande possedimento terriero che i Cavour possedevano a Leri. C'è anche da dire però che, nonostante questa grande tenuta, Cavour per tutta la vita rimarrà economicamente dipendente dal proprio fratello maggiore, Gustavo. Per quanto riguarda la formazione di Cavour, la formazione intellettuale e politica, noi sappiamo che Cavour lesse diversi libri, lesse diversi autori liberali francesi, per esempio Montesquieu, uno dei padri del liberalismo, ma anche autori più recenti come Benjamin Constant oppure Guizot, che poi fece fortuna politica sotto la monarchia di luglio. Ma lesse anche Adam Smith, per esempio, famoso economista, padre del libero scambio, del liberismo economico. Lesse Machiavelli, lesse Bentham, padre il primo, se volete, del pragmatismo politico, padre il secondo, Bentham, dell'utilitarismo filosofico. Ma lesse anche Comte, il padre del positivismo. Insomma, tutta una serie di letture che poi vedremo nel corso della spiegazione avranno una forte influenza sia sul suo pensiero che sulle sue azioni politiche. Di volta in volta vedremo come e quando. C'è da dire però che Cavour era un intellettuale sui generis, perché il tipico intellettuale del Risorgimento era un intellettuale, come dire, letterario, che basava la sua erudizione sulla cultura libresca. E coloro che ambivano all'unità d'Italia in genere lo facevano non in base a considerazioni empiriche, concrete, reali, presenti, ma sulla base di un background di erudizione libraria, leggendo Dante, leggendo Petrarca, leggendo Machiavelli e quant'altro. Ecco, qui Cavour fa eccezione, lui e pochi altri, anche Cattaneo era un intellettuale sui generis. Cavour eccelleva soprattutto in ambito amministrativo e economico ed era un eccellente matematico. Poi abbiamo anche, a dire il vero, degli aspetti secondari della sua personalità che in genere rimangono un po' nascosti, perché sono un po' imbarazzanti. Aveva una passione sfrenata per il gioco d'azzardo, spendeva ore e ore e serate seduto al tavolo verde. Lui rimase un libertino impenitente e scapolo per tutta la vita. Amava i flirt con molte donne diverse, soprattutto sposate. Ecco, quando poi si dice che Cavour è padre della patria italiana, da questo punto di vista si potrebbero fare diverse battute, ma lasciamo stare. Ecco, nella sua formazione a tutto tondo rientrano anche diversi viaggi in Europa. Era una cosa abbastanza abituale per l'aristocrazia del tempo o per i rampolli delle famiglie agiate, quella di poter fare una sorta di tirocinio nei paesi più avanzati d'Europa. Le classi meno abbienti, questo ovviamente non potevano permetterselo, e in genere potevano beneficiare dell'istruzione offerta da istituzioni ecclesiastiche, che poteva essere o un'istruzione basilare, rudimentale,
o anche un'istruzione ad alto livello offerta per esempio dai gesuiti, anche se poi in Piemonte i gesuiti in questo momento non c'erano più, perché i gesuiti non erano assolutamente digeribili dai liberali, non potevano sopportarli, e nel 48 trovano il modo per cacciarli in malo modo. Ma ad ogni modo questo non era un problema che riguardava Cavour, la sua famiglia o il suo ceto sociale. Cavour poté spendere diversi anni girando in Europa e arricchendosi degli esiti più moderni, più avanzati della cultura europea. Questi suoi viaggi ovviamente gli fruttarono anche una buona padronanza in diverse lingue. Cavour parlerà il tedesco, parlerà l'inglese, la sua lingua madre resterà sempre il francese. Tenete conto, francese. Cavour, che poi diventerà padre della patria italiana, aveva come lingua madre il francese. Perché? Perché in Piemonte si parlavano 3 lingue: il piemontese, il genovese, che notate erano 2 lingue diverse, e il francese, che era capito praticamente da tutti. Ecco, Cavour parlava il francese. L'italiano lo imparerà più tardi e male, tutto sommato. Avrà sempre un certo imbarazzo nell'esprimersi in italiano, sia nella forma scritta sia nella forma orale. Tanto è vero che alcuni testimoni storici ricordano di Cavour essere stato un ottimo oratore, però sempre in difficoltà nell'esprimersi in italiano, perché si vedeva chiaramente che traduceva, cioè probabilmente pensava in francese e poi traduceva in italiano, per cui l'orazione non risultava mai perfettamente fluida, e questo gli astanti lo notavano. Ecco, ad ogni modo, Cavour compie diversi viaggi in Europa, soprattutto 4 paesi. Lo vedete nella cartina: la Svizzera, ricordo che la madre era ginevrina, la Francia, il Belgio e l'Inghilterra. In genere Cavour in questi suoi viaggi amava visitare alcuni luoghi particolari di carattere tecnico-produttivo: gli stabilimenti che producevano gas, le grandi fabbriche, le scuole e anche i carceri, il sistema carcerario. Il sistema carcerario era la visita ai sistemi carcerari era un topos in questo momento. Ricordo che per esempio anche Alexis de Tocqueville, grande liberal moderato di questo periodo, negli anni 40 va negli Stati Uniti anche e soprattutto per visitarne e studiarne il sistema carcerario, perché il sistema carcerario era un po' la cartina di tornasole del livello d'avanzamento di una civiltà. Come diceva Dostoevskij, per misurare l'incivilimento di un paese, la civiltà di un paese, bisogna visitarne il carcere, e Cavour nei suoi viaggi faceva anche questo. Il paese che gli diede maggior soddisfazione intellettuale e politica fu sicuramente la Gran Bretagna, o meglio l'Inghilterra vera e propria. A Londra Cavour poté imparare tantissime cose, entrare in contatto con moltissime realtà diverse. Tanto è vero che fu lui stesso a dire che conosceva molto meglio l'Inghilterra piuttosto che Napoli. Pensate che Cavour non andrà mai né a Roma né a Napoli, perché il baricentro della sua formazione culturale era l'Europa, non l'Italia, che tra l'altro come paese non esisteva ancora. E in effetti a Londra e in Inghilterra Cavour poté osservare molte cose. Era un paese, l'Inghilterra, che stava attraversando ormai la fase matura della rivoluzione industriale. Fu il paese dove nell'ultimo trentennio del Settecento prese avvio la rivoluzione industriale e che negli anni 30 e 40 del secolo successivo ormai cominciava anche ad avere per esempio una rete ferroviaria completa. Ecco, a Londra infatti, e più in generale in Inghilterra, Cavour poté visitare moltissime fabbriche, poté visionare da vicino moltissimi macchinari complessi installati all'interno delle fabbriche, poté visionare la forza meccanica basata sulla macchina a vapore di James Watt, poté visitare e studiare il funzionamento della macchina a vapore installata ai mezzi di trasporto.
la ferrovia piuttosto che i battelli a vapore. Insomma, tutte queste cose ammaliavano Cavour, ne era assolutamente entusiasmato, tanto è vero che in tutte queste cose lui vedeva, l'espressione sua, il Dio progresso in azione. Dio progresso in azione. Quel Dio progresso che Cavour avrebbe voluto non solo assorbire, ma anche portare con sé in patria, in Piemonte, per poterlo trapiantare là. Ecco. La Francia pure fu un paese significativo, più da un punto di vista che non da un punto di vista economico, perché in Francia Cavour poté visionare da vicino il funzionamento del sistema monarchico costituzionale, o se volete liberal moderato, insomma il sistema partorito nel 1830, no? La monarchia liberale moderata di Luigi Filippo d'Orléans. Un sistema politico, quello monarchico costituzionale moderato, a cui si ispirerà tutta la vita. Diciamo che complessivamente i due pilastri su cui poggia tutta la formazione di Cavour sono, da un lato, quello che possiamo chiamare il cosmopolitismo culturale, cioè il fatto che abbia assorbito elementi d'avanguardia in diversi contesti culturali europei. Dall'altro lato, l'intraprendenza borghese, cioè la capacità di attivarsi e di rinnovarsi costantemente e anche di rischiare del proprio. Ecco, questi sono i due grandi cardini su cui poggia e che orientano per tutta la vita l'azione e il pensiero di Cavour. Cavour naturalmente elabora anche un proprio pensiero politico, poi noi lo ricordiamo come uomo politico. E qui potremmo aprire un ampio capitolo, cerco di essere abbastanza schematico. La posizione politica di Cavour può essere definita come dicevo prima, liberal moderata. Cioè Cavour respinse con pari energia sia la cosiddetta estrema destra, l'estrema destra del tempo, e cioè tutti quei partiti estremamente ostili nei confronti della rivoluzione francese che ne respingevano in toto qualsiasi effetto. E dall'altro l'estrema sinistra erano coloro, i democratico-repubblicani, che volevano conferire immediatamente tutto il potere al popolo mediante il suffragio universale. Ecco, queste due, e magari farlo attraverso la rivoluzione violenta, l'assassinio politico e tutte le altre teorie piuttosto molto aggressive che per esempio aveva elaborato Giuseppe Mazzini. Ecco, Cavour respinge entrambe queste ali estreme del pensiero politico e si colloca, come dice lui, è un'espressione sua, nel giusto mezzo. Di questi due estremismi, estrema destra, diciamo i reazionari, ed estrema sinistra, i rivoluzionari democratico-repubblicani, Cavour temeva soprattutto i secondi, e cioè i democratico-repubblicani, perché erano coloro che teorizzavano l'utilizzo della forza, della violenza e della rivoluzione sanguinaria per rovesciare l'ordine costituito, le monarchie, ed instaurare delle repubbliche. Per prevenire queste rivoluzioni nefaste agli occhi di Cavour era necessario fare che cosa? Su questo aveva le idee molto chiare. Introdurre delle riforme. Cioè l'unico modo per arginare il pensiero rivoluzionario, democratico-repubblicano, era sottrargli il terreno sotto i piedi. E quindi introducendo delle riforme che avrebbero allargato piano piano le basi dello Stato e quindi riforme che avrebbero coinvolto piano piano sempre più persone all'interno dei meccanismi di potere dello Stato. E allargando le basi dello Stato, i democratico-repubblicani avrebbero avuto sempre meno argomenti sui quali fare leva per invocare la rivoluzione e spingere le persone ad azioni violente.
Perché in Francia, perché in Germania scoppiarono delle rivoluzioni, dice Cavour? Perché si ostinarono entrambi i governi a rifiutare di introdurre delle riforme. Introducendo delle riforme, invece, anche la possibilità di consenso sociale nei confronti del pensiero democratico repubblicano si smorza fino ad estinguersi. Chiaro che, secondo Cavour, queste riforme che dovevano essere introdotte progressivamente negli ordinamenti pubblici statali dovevano essere introdotti sempre all'interno di una cornice monarchico-costituzionale. Cornice monarchico-costituzionale che avrebbe garantito sempre la libertà del singolo individuo, caposaldo del pensiero liberale, e il diritto alla proprietà privata, altro caposaldo del pensiero liberale. Insomma, riforme sì, ma senza scalfire quei diritti dell'individuo che il pensiero liberale considera sacrosanti. Ecco, questo era un pochino il pensiero al riguardo di Cavour. Ecco, attenzione che in questo contesto la componente economica è essenziale. Secondo Cavour, qualsiasi tipo di sviluppo sociale e politico non può non fare affidamento su un previo sviluppo economico. È solo il miglioramento della situazione economica che consente a cascata anche un miglioramento, un'evoluzione da un punto di vista sociale e politico. Quindi l'economia, per così dire, è condizio sine qua non per il miglioramento politico. Attenzione che l'economia poteva migliorare secondo una direzione ben precisa. Aveva una ricetta pronta Cavour, per così dire, e cioè era un supporter del libero scambio. E qui ritornano le letture di Adam Smith di cui vi parlavo prima. Era una dottrina, quella del libero scambio, una politica economica che andava molto di moda in questo periodo, cioè la visione per la quale gli stati avrebbero dovuto progressivamente abbassare i dazi doganali, magari estinguerli, per consentire alle merci di poter circolare, import-export, il più liberamente possibile, con un intervento dell'Stato nell'economia meno invasivo possibile. Questo sistema economico avrebbe prodotto benefici a cascata a non finire, secondo i più ottimisti sostenitori di questa politica economica. C'è da dire che in quel momento il libero scambio aveva ottenuto diversi successi in Europa, per cui andava di moda e c'era un motivo se andava di moda. Si cita sempre l'esempio delle Corn Law britanniche. Le Corn Law erano delle leggi sul grano, cioè leggi in Inghilterra che imponevano dei dazi per l'importazione del grano, a tutela evidentemente degli agricoltori inglesi locali. Negli anni 40 quelle leggi sono state abolite e quindi anche nel settore del grano la Gran Bretagna si apre al libero mercato europeo. Ebbene, l'abolizione delle Corn Law ebbe una serie di effetti positivi che andò a migliorare l'economia del paese britannico nel suo complesso, per cui quell'esempio era sempre citato da tutti coloro che vedevano in quell'abbattimento delle barriere doganali un atto politico da replicare un po' ovunque. Ecco, e anche Cavour era di questa opinione qui. Un altro punto importante del pensiero di Cavour riguarda uno dei più delicati poi nella sua storia successiva, riguarda il rapporto tra lo Stato e la Chiesa. Cavour, ricordiamo, è un liberale. E Cavour contestava radicalmente l'articolo 1, il primo articolo dello Statuto Albertino. Quello è entrato in vigore nel 48. L'articolo 1 dello Statuto Albertino recitava così: la religione cattolica, apostolica e romana
è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Cioè l'articolo 1 dello Statuto dice c'è una religione ufficiale, quella cattolica, dello Stato sabaudo, gli altri culti, in sostanza quello ebreo e quello valdese, sono però tollerati a seconda sulla base del disciplinamento della legge. In quel momento lo Statuto albertino manteneva un buon equilibrio tra il riconoscimento della religione tradizionale del Piemonte e dell'Italia, il cattolicesimo, e la libertà di culto concessa alle altre religioni. Cavour contestava questo tipo di equilibrio, affermando che sulla base della libertà di coscienza, lui diceva la coscienza è un sacrario inviolabile, tutti i culti devono avere pari libertà di espressione. E però se una religione è considerata religione di Stato, questa libertà di culto non c'è. Per cui condizione necessaria per poter garantire una reale libertà di culto alle religioni, al plurale, è quella di annullare, rimuovere questo concetto di religione di Stato, che non deve esserci. Per cui Cavour, da questo punto di vista, si fa promotore di una linea politica fortemente laica. Lo Stato deve essere laico e completamente separato, avere meno rapporti possibili, subire meno infiltrazioni possibili con ogni forma di religione. Tanto è vero che Cavour espresse uno slogan che rimase famoso e che continuò a ripetere durante tutti gli anni del suo governo, che diceva così: libera Chiesa in libero Stato. È uno slogan che appunto dice la separazione totale fra la Chiesa e lo Stato, due binari paralleli che non devono intrecciarsi. Cioè allo Stato deve appartenere solo, ma tutto, l'ambito temporale, alla Chiesa deve appartenere solo, ma tutto, l'ambito spirituale. E in questo modo, progredendo entrambi in modo parallelo, si garantisce la libertà per entrambi e si evitano ingerenze, contrasti o incomprensioni reciproche. Ecco, con il senno di poi, vedendo poi come sono andate le cose quando poi Cavour diventerà primo ministro, vediamo che questa formula era politicamente elegante, apparentemente innocua, ma dietro questa formula il Cavour primo ministro poté attuare delle politiche ostinatamente, direi anche talvolta ferocemente anti-ecclesiastiche. Confisca dei beni della Chiesa, arresto di alcuni ecclesiastici che criticavano delle leggi, soppressione degli ordini contemplativi. Gli ordini contemplativi sono quelli il cui ministero è fondamentalmente pregare, che non fanno, non operano, non sono attivi, ma sono contemplativi perché pregano, che Cavour abolirà in quanto considerati inutili e quindi nocivi, perché la società moderna, diceva Cavour, si basa sul concetto di lavoro. E quindi chi non accetta questo presupposto basilare, l'ordine contemplativo appunto contempla ma non agisce, si sottrae alla conditio sine qua non per poter entrare a far parte dell'ordine sociale e quindi non ha diritto di cittadinanza e vennero soppressi. Ecco, per cui questo slogan in realtà era più uno slogan politico che uno slogan reale. Libero Stato sì, libera Chiesa in Piemonte durante gli anni di Cavour, direi assolutamente no. E questa è una delle tante pagine di contrasto all'interno del grande capitolo del Risorgimento tra Chiesa cattolica e istituzioni statali, piemontesi prima e italiane poi. Ci sono diversi capitoli di contrasto. Uno l'avevamo già visto quando il Papa viene cacciato da Roma, quando il Papa ritira le truppe, con quella famosa locuzione non semel, ce ne saranno anche degli altri, e questo è uno di questi. Tra liberali e cattolici nel Risorgimento c'è uno
un confronto, uno scontro molto aspro e il Piemonte da questo punto di vista non è da meno. Cavour comincia a interessarsi di politica negli anni caldi del 47 e del 48. Ricordo che nel 48 scoppiano moti di protesta un po' in tutta Europa e prende avvio la cosiddetta primavera dei popoli. Cavour si dedica anche all'attività giornalistica, firma diversi articoli che gli conferiscono grande visibilità pubblica, per cui nel 48, quando ci furono le prime elezioni in Piemonte, si candida per la Camera dei Deputati. Ricordo che lo Statuto Albertino, che venne introdotto proprio nel marzo del 48, introduceva due camere, uno era il Senato e una era la Camera dei Deputati. La Camera dei Deputati era elettiva, votava solo il 2% della popolazione, però votava. Ecco, Cavour, introdotto lo Statuto Albertino, si candida per diventare membro della prima Camera dei Deputati, successiva allo Statuto Albertino, e viene eletto, anche in virtù della notorietà acquisita tramite l'attività giornalistica. Viene eletto, siede nei banchi della destra e partecipa, come tutti gli altri, al primo governo presieduto da D'Azeglio, primo ministro. Ecco, Cavour era uno dei tanti deputati che sedeva, vedete lì nella slide, a Palazzo Carignano, vedete, sede della Camera dei Deputati, Torino. E ben presto però riuscì a mettersi in mostra più di tutti gli altri, quando si cominciò a discutere di una legge molto controversa, approvata poi nel 1850, che era la legge Siccardi. Questa legge Siccardi era una legge che, come dire, sulla scia delle idee messe in moto dalla Rivoluzione francese, mirava a concentrare tutto il potere nelle mani dello Stato per controllare nel modo più, come dire, rigido e severo possibile gli apparati ecclesiastici, la Chiesa. E concretamente cosa prevedeva questa legge? Per esempio, la Chiesa non poteva, quindi parliamo della Chiesa locale, quella piemontese evidentemente, non poteva acquisire nessun tipo di bene immobile, per esempio terreni, per esempio fabbricati, senza il previo nulla osta autorizzazione dello Stato piemontese, delle istituzioni statali. Quindi la libertà economica della Chiesa sorvegliata, per così dire, controllata da istituzioni statali. O ancora, con la legge Siccardi si aboliva il diritto d'asilo. Le proprietà ecclesiastiche in quel momento erano come una specie di consolati oggigiorno, cioè facevano circoscrizione giuridica a sé. Chi entrava in una proprietà ecclesiastica come dire, era sottoposto ad un ordinamento giuridico, il diritto canonico, diverso dalla legislazione statale. Per cui chi entrava in una proprietà ecclesiastica poteva anche fare appello a quel diritto canonico. Si chiamava diritto d'asilo. Ecco, anche qui lo Stato piemontese vuole sottrarre questa prerogativa giuridica alla Chiesa per poter come dire, imporre il proprio controllo e giurisdizione su tutto lo Stato. Ma ancora venne abrogato il foro ecclesiastico. Il foro ecclesiastico era un tribunale gestito dalla Chiesa che doveva giudicare ed eventualmente condannare tutti quei religiosi che si fossero macchiati di qualche reato. Anche questo tribunale viene abrogato e il potere giudiziario diventa così monopolio dello Stato, sottratto alla Chiesa e concentrato nelle mani dello Stato. La legge Siccardi aboliva ancora la censura ecclesiastica sui libri. La Chiesa cattolica, come le altre chiese europee, ma come le stesse istituzioni statali da secoli,
attuava la censura sulla produzione libraria. Nel caso della Chiesa Cattolica è famoso l'indice dei libri proibiti. Ecco, con la legge Siccardi si voleva sottrarre alla Chiesa la possibilità di esercitare questo potere censorio. Potere censorio che però, quantomeno in forma indiretta, diventava monopolio dello Stato. Infatti, l'articolo 28 dello Statuto Albertino diceva che la stampa è libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Quindi lo Statuto Albertino elimina formalmente la censura e afferma che la legge, però, quindi la legge che può essere cambiata di volta in volta dal Parlamento, può, arginare o eliminare gli abusi. Chi è alla fine dei conti in sostanza che poteva decidere cos'era e cosa non era abuso in relazione ai testi scritti? Il guardasigilli, cioè il ministro della giustizia. E il ministro della giustizia poteva quindi di fatto applicare a posteriori il controllo, ovvero la censura sui libri, cosa che capitò. Quando, anche a seguito di questa legge Siccardi, si crea grandissima tensione tra liberali e cattolici, c'è uno scontro culturale interessante e diversi autori cattolici vedono i propri libri sequestrati dalla autorità giudiziaria, quindi censurati ex post, censurati a posteriori. Alcuni autori cattolici di questi libri finiscono in galera. Pensate che lo stesso Cavour vieterà la diffusione di alcuni documenti pontifici emanati da Pio IX in Piemonte, per cui anche lui accentrerà nelle proprie mani il potere censorio. Insomma, anche in questo caso viene sottratto un potere alla Chiesa e viene accentrato nelle mani dello Stato. E poi un'ultima cosa che prevedeva la legge Siccardi era la riduzione delle feste religiose pubbliche. Che senso aveva? Ma intanto rendere, se volete, più produttiva l'economia, ma dopo soprattutto diminuire la presa sociale della Chiesa sulla società. Le feste religiose sono come una sorta, se volete, di marchio che la Chiesa poneva sulle feste e che la popolazione riconosceva senza nessun problema. Ecco, ridurre quelle feste significava anche ridurre il contatto, la presa che la Chiesa aveva sulla società e quindi marginalizzarne l'azione pastorale. Come potete immaginare, questa legge Siccardi diede adito ad una durissima battaglia ideologica fra liberali favorevoli alla legge e cattolici contrari alla legge. In termini numerici i liberali erano assolutamente in minoranza, ma in Parlamento, siccome il suffragio era censitario, di fatto erano la maggior parte. E c'erano coloro, i cattolici, che sostenevano che fosse dovere della Chiesa rimanere libera di esercitare il proprio ministero, anche tramite un sistema di pluralismo giuridico, e c'erano invece coloro, i liberali, che ritenevano che l'azione della Chiesa dovesse essere assorbita nelle strutture statali e da esse controllata, in modo tale da marginalizzarne il più possibile l'azione pastorale. E quindi ci furono diversi personaggi che si gettarono nella mischia con tanta passione per far valere le proprie idee. Ne cito due. L'arcivescovo di Torino più volte prese posizione contro la legge Siccardi e il risultato è che finì per un mese in galera. Dall'altro lato, Camillo Benso di Cavour, nostro Cavour, invece fu colui che uno di coloro che più si mise in luce a favore della legge. Quindi di parlamentari ce n'erano tanti, ma Cavour proprio in questa occasione ancora una volta riesce a ottenere più visibilità degli altri. È un grande oratore, carismatico, e diventa il capofila o uno dei capofila favorevoli all'introduzione di questa legge. Ecco, nell'agone e nella mischia si getta anche la stampa in questo momento, potete immaginare, sia quella cattolica che quella liberale. Quella liberale però aveva molta più possibilità di pubblicare rispetto a quella cattolica, perché
come vi dicevo prima, le maglie della censura indiretta a posteriori erano molto più rigide nei confronti dei cattolici che non dei liberali. Ad ogni modo, quando vennero pubblicate, quando venne approvata questa legge Siccardi nel 1850, la stampa liberale fece una colletta, cominciò a raccogliere dei fondi per l'erezione di un monumento che esaltasse le leggi Siccardi e la vittoria ideologico e politica dei liberali nei confronti dei cattolici. E quindi un monumento che viceversa rimarcasse la sconfitta e l'umiliazione dei cattolici che avevano perso quella battaglia politica. Quel monumento, lo vedete qui, è l'obelisco alle leggi Siccardi, lo si può ammirare ancora oggi, in centro a Torino, porta inciso sui lati, lo vedete qui, il nome di più di 800 comuni che sottoscrissero la colletta per erigere l'obelisco stesso. Obelisco che tra l'altro venne eretto proprio lì, in piazza Savoia attualmente, perché posto vicino al santuario della Consolata, che era il santuario di maggior devozione popolare torinese. Ancora una volta per mettere bene a confronto il contrasto tra queste due visioni del mondo e la vittoria in quel momento della causa liberale. Il nostro Cavour brucia le tappe. Nel giro di 2 anni diventa, dalla sua elezione alla Camera dei Deputati, diventa ministro. Correva l'anno 1850 e Cavour, sia a causa della visibilità ottenuta grazie alla lotta a favore della legge Siccardi, sia anche a causa delle abilità di cui aveva dimostrato di possedere nella gestione della propria tenuta a Leri, nel Vercellese, venne nominato ministro dell'agricoltura e subito dopo assunse anche la carica di ministro delle finanze. Per circa 2 anni, dal 50 al 52, Cavour fu ministro dell'agricoltura e poi anche contemporaneamente ministro delle finanze. Ecco, in questo periodo c'è da ricordare una cosa soprattutto, il famoso connubio di cui parlano tutti i testi di storia. Connubio è un termine che oggigiorno diremmo, come potremmo tradurre, con inciuccio, cioè è un accordo fatto più o meno sotto banco con i propri avversari politici per poter ottenere un vantaggio comune. Ecco, connubia un accordo comunque. Allora, cosa accade? Siamo nel dicembre del 51 in Francia, partiamo da lì ma arriviamo subito a noi. Luigi Napoleone Bonaparte, il nipote del Napoleone Bonaparte originario, colui che dicevamo nel 48 viene eletto come presidente della Seconda Repubblica Francese, nel dicembre del 51, insomma facendo onore per così dire alle tradizioni di famiglia, compie un colpo di Stato con il supporto dell'esercito e poche settimane dopo la Seconda Repubblica Francese viene convertita nel Secondo Impero Francese, di cui Luigi Napoleone diventa evidentemente l'imperatore, con il nome di Napoleone III. Perché dico questo? Perché con l'avvento del Secondo Impero nel 52 di Napoleone III, la causa dei conservatori, Napoleone III era un conservatore, si rafforza moltissimo e in molti pensavano che anche i conservatori o i reazionari, se volete, piemontesi, potessero trarre numerosi vantaggi da una vittoria politica così importante al di là delle Alpi. Anche Cavour un po' si spaventa di questa cosa e, come vi dicevo, Cavour cercava sempre di imboccare quello che lui chiamava il giusto mezzo tra le due aree, quell'area reazionaria di destra e quella rivoluzionaria di sinistra.
Per evitare che gli equilibri parlamentari si sbilanciassero troppo verso l'area reazionaria, quella appunto conservatrice di estrema destra, decide quindi nel 1952 di fare un accordo sottobanco con il principale leader dell'opposizione, del centro-sinistra, non dell'estrema sinistra, del centro-sinistra. Già al tempo si usavano i termini centro-destro e centro-sinistro, questo era il lessico del tempo. Il leader del centro-sinistra era Rattazzi. Insomma, Cavour e Rattazzi si mettono d'accordo e fanno un'alleanza, il connubio, creando un asse parlamentare abbastanza compatto, abbastanza coeso, che metteva simultaneamente fuori gioco le due ali estreme, l'ala reazionaria e l'ala rivoluzionaria. E fu una mossa politica estremamente efficace da parte di Cavour. Pensate che lui stesso dirà che il risultato politico più brillante che aveva ottenuto durante tutta la sua carriera fu proprio il connubio. E guardate che è grossa, perché uno come Cavour avrebbe potuto dire: grazie a me è stato creato lo Stato italiano. Poi, a dire vero, il processo di creazione dello Stato italiano non fu sempre ben controllato da Cavour, ci furono altre concause che contribuirono, ma sicuramente la mente politica principale per la creazione del nuovo Stato italiano fu Cavour, per cui avrebbe ben potuto dire: il principale obiettivo raggiunto è la creazione dell'Italia. E invece disse che fu il connubio l'atto più importante. E non aveva tutti i torti nel dire questo, perché in virtù del connubio con il centro-sinistro di Rattazzi, Cavour creò una base parlamentare che divenne la condizione basilare per la sua leadership politica. Il potere politico e quindi anche il potere personale di Cavour, primo ministro, che eserciterà per circa 10 anni, si basava in Parlamento grazie a questa solida maggioranza sulla quale egli poteva più o meno sempre contare, centrodestra legato al centro-sinistra. Senza quel connubio probabilmente il Cavour che conosciamo non avrebbe potuto esistere, perché ne sarebbero mancate le precondizioni parlamentari. Ecco, tenete conto che qui Cavour entra ancora in contraddizione con se stesso, perché creato questo connubio, Cavour, che pur si professava liberale, assume un atteggiamento estremamente illiberale e intollerante nei confronti delle due ali estreme, quella reazionaria e quella rivoluzionaria. Visto che queste ali non accettavano il sistema, cioè non accettavano l'apparato monarchico costituzionale del Piemonte, Cavour le ha sempre ritenute forze non legittime e non aventi il diritto di esistere sostanzialmente, per cui lanciò molte invettive anche molto aggressive contro quelle forze nei confronti delle quali egli ebbe una preclusione politica ma anche ideologica totale. Vi dicevo, il nostro Cavour brucia le tappe. Nel 1952 il governo d'Azeglio cade e Cavour, che ormai aveva molto seguito in Parlamento ed era punto di riferimento di tanti, sia per il centrodestra che per il centrosinistra, viene nominato primo ministro. Ecco, la strada del governo Cavour inizialmente è in salita. Le prime misure prese dal governo, sommate ad una, come si dice, ad una crisi dei raccolti del 53, peggiorarono di molto le condizioni di vita delle masse contadine. E tanto che ad un certo punto molti contadini tentarono di dare l'assalto al palazzo della famiglia Cavour, per cui inizialmente si rese estremamente impopolare. Poi però le cose cambiarono, in meglio per Cavour, un po' in virtù delle requisizioni ai danni della Chiesa. C'era un problema di bilancio e vennero requisite le terre alla Chiesa. Lo Statuto Albertino affermava l'inviolabilità
della proprietà privata, ma si trovarono diversi cavilli per bypassare quel vincolo. Da un punto di vista ideologico, Cavour non si fece troppi problemi. Ad un certo punto, in una sua lettera, in un suo discorso, non ricordo, egli equiparava il monachesimo ad una lebbra e quindi a qualcosa che doveva essere estirpata. Per cui non si fece nessuna remora morale, ma nemmeno politica, nel requisire bene alla Chiesa per migliorare le finanze dello Stato, che non navigavano in buone acque, come vedremo tra poco. Ma oltre a questo, Cavour introdusse finalmente quello che lui avrebbe sempre voluto fare, aveva la ricetta pronta dal punto di vista economica, una politica economica liberista, votata al libero scambio. E quindi si prendono degli accordi con diversi stati europei, soprattutto con la Gran Bretagna, si abbassano i dazi doganali, soprattutto quelli concernenti i prodotti agricoli, e il Piemonte riesce ad esportare moltissimo grano in Inghilterra, e quindi questo andava a beneficio di tutto il settore agrario che, potendo vendere di più, guadagnava di più. Ma viceversa, in virtù di questo libero scambio, l'Inghilterra poteva esportare molti più manufatti industriali d'avanguardia in Piemonte, che a quel punto potevano essere comprati anche in virtù della maggior liquidità, cioè del maggior denaro ottenuto attraverso l'esportazione dei prodotti agricoli in Inghilterra. Per cui da un lato il Piemonte, come dire, aumenta la propria ricchezza vendendo di più in Inghilterra, dall'altro lato importa prodotti d'avanguardia che piano piano contribuiscono ad modernizzare lo Stato piemontese. Per cui è una formula che per certi aspetti funziona. Ecco, tenete conto che questa politica di libero scambio si conciliava nella politica di Cavour anche con una forte spesa pubblica, cioè sembra paradossale ma è così, con un forte intervento dello Stato nell'economia. Cioè Cavour sapeva bene che il libero scambio poteva avere enormi effetti positivi. Sapeva anche però che quel tipo di economia lì non poteva ottenere qualsiasi tipo di risultato. Le grandi opere, per esempio le ferrovie, potevano essere finanziate solo dallo Stato perché nessun privato aveva abbastanza fondi per poter sobbarcarsi delle spese enormi come quelle richieste dalla costruzione della rete ferroviaria. Per cui Cavour decise di aumentare, dare il via, per così dire, a delle grandi opere finanziate dallo Stato. Per esempio, la rete stradale. Vennero durante circa 10 anni, quando Cavour era primo ministro. Cavour resterà primo ministro dal 52 fino al 61, a fasi in maniera pressoché continuativa. Quindi per 10 anni il Piemonte, politicamente parlando, era Cavour, per capirci. Ecco, durante il governo Cavour il Piemonte realizzerà circa 400 km di strade. Oggigiorno forse non sembrano tanti, ma al tempo lo erano. Sotto Cavour il Piemonte potenzia il telegrafo. Sotto Cavour il Piemonte finanzia la canalizzazione delle campagne, in modo tale da rendere più produttiva l'agricoltura, di esportare di più in Inghilterra, di avere più soldi per importare prodotti industriali inglesi. Era tutto un circolo virtuoso che si innestava. Sotto Cavour lo Stato finanzia l'ampliamento e l'ammodernamento del porto di Genova. Insomma, tutta una serie di opere pubbliche molto importanti, molto costose, di cui lo Stato si assume oneri economici e responsabilità politica. Ma soprattutto il Piemonte finanzia la rete ferroviaria. Vi do solo un dato, lo vedete anche nella slide. Nel 1848 il Piemonte beneficiava di solo 8 km di ferrovia.
Dopo 10 anni circa, vedete nella slide, nel 59, il Piemonte vantava 900 km, da 8 km a 900 km. Se facciamo un paragone con i chilometri di ferrovia di tutti gli altri stati, vedete qui la colonnina gialla, vedete che sostanzialmente il Piemonte da solo, nel 59, possedeva i chilometri di ferrovia di tutti gli altri stati italiani, Lombardo-Veneto compreso, messi assieme, che significa che nel giro di 10 anni il Piemonte ha fatto un enorme balzo avanti da un punto di vista ferroviario e superiore a quello di tutti gli altri stati. Naturalmente questo balzo in avanti nel campo della ferrovia aveva poi delle ripercussioni positive, come era avvenuto in Inghilterra durante la rivoluzione industriale, perché produrre più ferrovie significava stimolare tutto il mondo delle aziende siderurgiche e meccaniche, quindi posti di lavoro in più, economia che gira. Attenzione però, perché c'è il rovescio della medaglia, purtroppo per Cavour, e cioè che lo Stato sì finanziò tutte queste opere pubbliche, ma come fece a finanziarle? Perché lo Stato i soldi non è che li trovi sottoterra, no? Lo Stato i soldi li trovò il Piemonte aumentando la pressione fiscale e quindi prelevando più soldi dalle tasche dei piemontesi e aumentando il debito pubblico. Il debito pubblico sono quei fondi, danaro, che i piemontesi prestano allo Stato e che lo Stato deve restituire dopo un certo periodo di tempo ai piemontesi con l'interesse. Ecco, se guardiamo i numeri, anche questo è interessante, vedete che, eccoci qua, facciamo un confronto, no? Dal 50 al 59, nell'arco di 10 anni, come sono cambiate le dinamiche fra entrate e debito pubblico. Vedete che le entrate nel 1850 erano circa 90 milioni di lire nel Piemonte. Nel 1859 le entrate diventano 164 milioni. Quindi diciamo che raddoppiano, nemmeno raddoppiano. Se invece vediamo il debito pubblico, vediamo che l'aumento della colonnina rossa è sproporzionato, perché nel 1850 abbiamo circa 300 milioni di debito pubblico, ma nel 1859 raggiungiamo quasi gli 800 milioni, che significa che il Piemonte deve restituire una marea di soldi ai suoi cittadini, con gli interessi naturalmente, e questo era un bel problema. E non a caso, quando poi si offrirà la possibilità, il Piemonte sarà ben contento di espandere i propri confini a nord e poi addirittura di creare questo nuovo Stato, l'Italia. Perché? Perché il debito pubblico piemontese ovviamente venne caricato e spalmato anche su tutte le altre regioni italiane. Regioni italiane, badate bene, che di per sé, penso soprattutto in questo momento al Regno di Napoli, avevano i conti in ordine, non avevano debiti pubblici fuori controllo, anzi. Lombardia, che era una regione oltremodo produttiva, una delle più produttive all'interno dell'impero austro-ungarico. Ecco, queste regioni che avevano o i conti in ordine, Napoli, o che erano estremamente produttive come la Lombardia, poi avrebbero dovuto sobbarcarsi il peso di questo debito pubblico che da un certo punto in poi non è più piemontese, ma diventa italiano perché viene esteso politicamente a tutta la penisola. Ancora abbiamo da ricordare un paio di cose del Cavour primo ministro. La guerra di Crimea. Non ci interessa tanto la guerra, ma i suoi risvolti politici. Molto brevemente cosa succede? Nel 1953 la Russia decide di attaccare i turchi sulle sponde del Mar Nero. I turchi possedevano fondamentalmente tutte le sponde che si affacciavano sul Mar Nero.
con lo scopo da parte russa di aumentare la propria sfera di influenza anche su quel mare così importante da un punto di vista economico, perché fungeva un po' da cerniera tra l'Asia e il Mediterraneo. Le grandi potenze europee, e quindi intendo Francia e Inghilterra, non sono per niente d'accordo con la politica dello zar, vogliono mantenere l'equilibrio stabilito al Congresso di Vienna e chiamano a raccolta tutte le potenze europee per allestire un esercito comune da inviare in Crimea, che è questa penisola qui, sulle sponde settentrionali del Mar Nero, per respingere i russi da dove sono venuti. L'Austria politicamente appoggia l'iniziativa della Francia e dell'Inghilterra, ma si guarda bene dal mandare militari in Crimea, perché tutto sommato faceva la sorniona, teneva due piedi in due staffe. L'Austria sperava in una vittoria dei russi per poter poi spartirsi le terre conquistate a ridosso del Mar Nero a scapito dei turchi. Giochi della politica, insomma. Cavour, che non era affatto sprovveduto da un punto di vista politico, decide di afferrare l'occasione e di buttarsi nella mischia. Invia 18.000 militari, guidati dal generale La Marmora, a fianco dei francesi e degli inglesi, in Crimea contro i russi. Cavour indovinava che l'Austria si sarebbe di fatto schierata con i russi e di conseguenza, pensate un po' come era macchinoso il discorso, il Piemonte, alleandosi con la Francia, vincendo sul campo di battaglia, avrebbe potuto sedere al tavolo dei vincitori al quale non avrebbe partecipato l'Austria, che si barcamenava a destra e a sinistra, ma tutto sommato strizzava l'occhio ai russi. E sedendosi al tavolo dei vincitori, il Piemonte si sarebbe politicamente avvicinato alla Francia e avrebbe con più facilità potuto denunciare la presenza austriaca nel Lombardo-Veneto e quindi ottenere la simpatia francese nei confronti di Torino e di una possibile azione militare di espansione in Nord Italia. Questi erano un po' gli obiettivi di Cavour: scendere in campo, ripeto, per avvicinarsi politicamente alla Francia e fare fronte comune contro l'Austria. La guerra scoppia, nel 1955 i russi vengono respinti e quindi piemontesi, francesi e inglesi vincono. Nel 1956 a Parigi viene convocata la conferenza di pace. Il Piemonte, con un po' di difficoltà, ma è autorizzato a partecipare. Alla fine delle discussioni sulla Crimea, sull'Europa, tutte cose che a Cavour non interessavano, a Cavour interessava fare l'interesse del Piemonte, evidentemente, era il primo ministro del Piemonte. Alla fine delle varie discussioni, finalmente anche Cavour ottiene di poter discutere di ciò che gli premeva, perché della Crimea non gliene importava nulla, evidentemente, era uno strumento per poter arrivare ai propri obiettivi politici, e cioè per parlare della situazione italiana. E in quel consesso internazionale molto importante, Cavour poté denunciare di fronte agli altri grandi potentati europei i tre fattori destabilizzanti esistenti in Italia, che erano quali, secondo il Conte? La monarchia borbonica in Sud Italia, lo stato della Chiesa nel centro Italia e la presenza asburgica nel nord Italia e soprattutto la presenza dei militari austriaci nelle legazioni pontificie, per esempio a Ferrara. Ecco, Cavour ottenne una grandissima vittoria politica solo per il fatto di poter denunciare questi tre fattori destabilizzanti, perché poteva così presentarsi come portavoce, come rappresentante di tutte le istanze italiane e farsi, garante della stabilità politica dell'Italia. Notate bene, non furono i Borbone a sedersi sul tavolo di Parigi e a denunciare come fattori destabilizzanti la monarchia sabauda.
ma fu la monarchia sabauda attraverso Cavour a denunciare per esempio i Borbone come fattore destabilizzante. Politicamente è molto diverso. Cavour diventa il garante di una situazione stabile e ordinata in Italia, che avrebbe, come dire, garantito armonia anche per gli altri paesi europei. Laddove invece, a dire il vero, tra la monarchia sabauda e quella borbonica, quella destabilizzante, non c'è dubbio, era quella sabauda. I Borbone non ambivano assolutamente ad ampliare i propri confini, erano contenti di ciò che possedevano. Chi è che continuamente non mordeva il freno aspettando l'occasione buona, il casus belli opportuno per dichiarare guerra a chi che sia, in questo caso all'Austria, ma non solo, come vedremo, era proprio il Piemonte. Per cui la monarchia più destabilizzante, quella sabauda, paradossalmente, miracoli della politica, riuscì anche a presentarsi come la monarchia maggiormente interessata a rimuovere i fattori destabilizzanti in Italia. E questa fu una grande vittoria politica di Cavour. Cavour però rimase piuttosto deluso da quella conferenza, perché è vero che egli poté assumere la funzione di rappresentante dell'intera Italia, come ho appena detto, ma è anche vero che al di là del fatto formale di discutere di queste cose, in quel tavolo, in quel momento, non ci fu nessuna conseguenza politica concreta, per cui il tutto si esaurì alla fine dei conti in un discorso importantissimo da un punto di vista politico, importantissimo da un punto di vista dell'immagine, ma alla fine sterile da un punto di vista delle conseguenze politiche concrete. Estremamente deluso, Cavour, prima di abbandonare Parigi, avvicina un altro personaggio importante, finito esule a Parigi, che era Daniele Manin. Daniele Manin, lo avevamo già incontrato, era il leader veneziano durante la rivolta del 48-49, il quale ottenne da Radetzky di poter ottenere la vita salva e di andarsene in esilio, e finì in Francia. Manin era a favore dell'unità nazionale, era un repubblicano, un'unità nazionale però che non doveva in nessun modo, secondo Manin, omologare le differenze regionali molto forti che esistevano. Ecco, per quanto fosse repubblicano, Manin ormai era in rotta di collisione con la linea di Mazzini, se volete il principe dei repubblicani. E tanto è vero che Manin scrisse sul Times un articolo estremamente pesante e critico nei confronti di Mazzini, dicendo che Mazzini era il padre della teoria dell'assassinio politico, nonché il padre della teoria del pugnale. Cioè accusava Mazzini fondamentalmente di utilizzare una strategia terroristica per ottenere i propri obiettivi, strategia che ormai si era dimostrata assolutamente fallimentare. Per cui Manin, pur continuando a dichiararsi repubblicano, era molto più realista di Mazzini e si rendeva conto che nessuna rivoluzione del popolo poteva ottenere nulla in Italia. Bisognava sperare, in ordine alla unità nazionale dell'Italia, nella guida di Casa Savoia. Cioè i patrioti che miravano ad unificare l'Italia dovevano, anche se repubblicani, mettere da parte la fede repubblicana e affidarsi alla monarchia sabauda, unico soggetto capace, se fosse stato capace, di portare a termine il progetto di unificazione nazionale. Chiaro che anche Manin aveva più di qualche perplessità nei confronti dei Savoia, e ne aveva ben donde, a dire il vero. Manin, era stato chiaro, il Piemonte si poteva beneficiare anche del supporto di tutti quei democratici che si rispecchiavano in Manin, ed erano tanti, però il Piemonte doveva impegnarsi a fare l'Italia e non a ingrandire il Piemonte. Sono due cose ben diverse. Comunque, Cavour, abbandonata la conferenza a Parigi può incontrare Manin, e tra i due nasce
fondamentalmente, se non un accordo politico ufficiale, una fortissima unità di intenti. Manin gli esprime il proprio appoggio politico di sé e di tutti i repubblicani che in Manin si rispecchiavano, a patto che il Piemonte facesse l'Italia e non ingrandisse il Piemonte, come appena detto, mentre Cavour, come sempre molto bravo a cogliere l'opportunità del momento, si rende conto che avvicinandosi a Manin avrebbe potuto dirottare verso se stesso e verso la causa della corona sabauda il consenso di tantissimi democratici e repubblicani che fino al giorno prima vedevano la monarchia sabauda come fumo negli occhi. Per cui, spinti dalla necessità, entrambi, sia Cavour che Manin, conversero verso una unità politica che aveva come fine la creazione dell'Italia. Cavour non si fece mai troppi problemi sui confini, o meglio, il suo obiettivo era allargare il Piemonte nel nord Italia. Quello era il suo obiettivo primario. Però era anche uno, Cavour, che stava a guardare come si mettevano le cose, pronto ad approfittare di qualsiasi opportunità favorevole per sé e per il paese che rappresentava. Ad ogni modo, e finiamo, Manin già l'anno successivo, nel 1957, crea la Società Nazionale, ovvero la società che riuniva moltissimi democratici e repubblicani, anche molti di coloro che cominciano ad abbandonare Mazzini e la sua strategia rivoluzionaria, che continuavano a credere nell'unificazione e nell'indipendenza dell'Italia, ma sotto la guida, ripeto, del Piemonte. Purtroppo poi Manin morirà quell'anno stesso lì, nel 1957, per cui il segretario della Società Nazionale diventerà un esule siciliano, massone tra l'altro, che abitava in Piemonte, che si chiamava La Farina. Ecco, a questo punto capite che molte leve erano mosse e Cavour comincia ad assumere molta visibilità internazionale, diventa in qualche modo il rappresentante degli interessi italiani in Europa. Verso Cavour cominciano a convergere anche molti democratici e repubblicani tramite Manin e la Società Nazionale. Si trattava a quel punto lì di trovare il modo concreto, al di là di tutti gli appoggi politici di cui poteva godere Cavour, per cacciare gli austriaci dal Lombardo-Veneto, oppure, se volete, per espandere i confini del Piemonte. Era chiaro che il Piemonte non poteva più permettersi una guerra in solitaria contro gli austriaci. Gli austriaci avevano già abbondantemente dimostrato di essere militarmente più forti dei piemontesi. Il Piemonte necessitava di aiuti militari internazionali, fondamentalmente di aiuti francesi. Bisognava trovare il modo di scatenare una guerra d'aggressione contro l'Austria nel Lombardo-Veneto, appoggiandosi però all'esercito francese. Quello divenne il grande cruccio di Manin verso la fine degli anni 50. Se Manin fosse, di Cavour ovviamente, se Cavour fosse riuscito a centrare quell'obiettivo, ebbene avrebbe potuto creare e soddisfare il grande sogno di casa a Savoia, creare un grande regno dell'Italia del Nord, perché quello era l'obiettivo dei Savoia, creare un grande regno dell'Italia del Nord. Quando Cavour riuscirà ad ottenere l'appoggio militare della Francia, allora scoppierà anche la seconda guerra di indipendenza. Correrà l'anno 1859. Questo lo vedremo in una prossima lezione. Grazie per l'attenzione, alla prossima!